Buonasera ragazzi, adesso faremo questo petto di pollo ripieno con prosciutto cotto e scamozza. Io già l'ho aperto, adesso lo vado a riempire. Ecco qui ragazzi, abbiamo messo questa scamozza a fetta giusto al centro, una bella fetta di prosciutto cotto e ora chiuderemo. Ecco qua ragazzi, adesso l'ho fatto bello chiuso, quindi vedete, ho messo stuzzicadenti un po' più grandi per tenere tutto chiuso. Usate quelli là, diciamo, per tipo quelli là che fanno i spiedini, così si mantiene più bello chiuso. Ecco qua ragazzi, adesso l'ho infarinato prima nella farina, poi lo passo nell'uovo e poi nel pane grattugiato e poi lo frigo giusto un pochino. Ecco qui ragazzi, adesso l'ho passato nel pane grattugiato, adesso lo friggerò giusto un poco e poi lo metterò nel forno. Potete vedere? Ragazzi, adesso ho tagliato 3 patate e le ho messe a friggere nell'olio prima, giusto 5 minuti, quindi non le faccio cuocere per bene, quindi metà cottura ragazzi. Ecco qua ragazzi, le ho tolte, vedete, non sono cotte perché devono finire nel forno. Adesso andiamo a mettere invece il petto di pollo nell'olio bollente. Ecco qua ragazzi, adesso abbiamo messo il petto di pollo impanato e adesso lo faremo dorare da tutti e due i lati e poi lo metteremo nel forno. Ecco qua ragazzi, ora è fatto, le patate, ho messo le cipolle crude e adesso vado a mettere in forno e poi vedremo come sarà venuto, sicuramente buonissimo. Ecco ragazzi che è pronto, patate e il petto di pollo ripieno. Ed ecco ragazzi come è venuto, bello dentro. E come sempre ragazzi, se permettete, oggi a mangiare. Quindi petto di pollo ripieno con scamozza, prosciutto cotto e contorno con patate fritte e poi messe nel forno con le cipolline.